Assessore Bolzonello, numeri importanti per il turismo invernale in Friuli Venezia Giulia. Numeri molto significativi, devo dire che si apre la stagione all'insegna di grande ottimismo, stiamo preparando le piste, confermato l'8 dicembre come apertura, vediamo se potrebbe anche esserci qualche sorpresina il weekend prima in alcune località, se le condizioni lo permetteranno. Sicuramente abbiamo mantenuto per il terzo anno di seguito lo stesso costo per gli ski pass, non abbiamo fatto alcun aumento, abbiamo dato addirittura alcune altre agevolazioni per le famiglie, per cui insomma vogliamo davvero provare a continuare su questa strada che sta vedendo il turismo sia invernale che estivo avere una crescita costante, addirittura in doppia cifra nel triennio, abbondantemente in doppia cifra. Investimenti che continueremo a fare anche dal punto di vista delle infrastrutture, ad esempio in questo momento abbiamo infrastrutturato con nuovi 28 cannoni tutta la parte di Sella Nevea, proprio perché Damo era l'unico posto ancora sprovvisto, perché a Sella Nevea neve ce n'era sempre stata. L'anno scorso c'è stato qualche problema e quindi abbiamo provveduto a infrastrutturare anche quella parte. Uno dei problemi della montagna friulana è avere dei posti letto di alta qualità, quindi voi avete finanziato con un bando apposito la possibilità di ristrutturare per gli operatori turistici della montagna. Sì, è un po' la caratteristica di tutta la regione, ma in particolare della montagna e del mare, le due front rispetto alla parte turistica, e abbiamo fatto questi bandi di cui già abbiamo la graduatoria definitiva, oltre 230 imprenditori che hanno deciso di presentarla. Avevamo allocato 18 milioni di euro, sono arrivate domande per 26, abbiamo quindi rimesso altri 8 milioni di euro, quindi tutti gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia verranno finanziati, proprio perché le infrastrutture hanno bisogno di essere continuamente aggiornate, bisogna dare risposte sempre più importanti ai turisti che vengono in Friuli. Le nazionali italiane di sci alpino hanno confermato che in Friuli Venezia Giulia è una zona in cui si può allenare con tranquillità e sicurezza. Grande investimento anche su questa partita, abbiamo convinto le federazioni ad investire in Friuli Venezia Giulia, abbiamo le nazionali che verranno ad allenarsi qui a Tarvisio, Sella Nevea, quindi la voglia proprio di continuare a tenere assieme la parte turistica, ludica da una parte e agonistica dall'altra, perché anche dal punto di vista reputazionale riteniamo che avere le nazionali qui ci dia veramente un valore aggiunto. Assessore, che cosa manca alla montagna friulana per fare un salto di qualità? Ma io penso che manchi solo la consapevolezza che siamo bravi, perché lo siamo, le strutture le abbiamo, le infrastrutture stiamo continuando ad investire su questo, quindi siamo convinti che ci sia solo la voglia di continuare su questa strada che abbiamo intrapreso qualche anno fa e in cui abbiamo messo al centro un piano turistico importante, un piano industriale, perché il turismo, ricordiamoci sempre, è uno dei nostri pilastri dal punto di vista proprio dell'industria di questo Paese. Paolo De Chiesa, perché venire a sciare in Friuli Venezia Giulia? Così, su due piedi, personalmente perché mi piace tanto, mi piace venire a sciare a Tarvisio, a Sella Nevea, a Piancavallo, mi piacciono moltissimo le montagne, mi piace moltissimo come vengono preparate le piste.